che consigli si possono dare ai consumatori? Quello di fare attenzioni, perché le società tentano di fare delle offerte con dei loro servizi che sono già loro e che quindi non hanno un costo. Attenzione quindi a valutare bene l'offerta. Normalmente le compagnie offrono dei contratti di semestrali con dei servizi che possono essere sul traffico voce o sull'internet, che però è molto minore del rimborso. Le compagnie invitano anche a firmare dei moduli per poter avere il rimborso e in questo caso che cosa occorre fare? Sì, ci sono addirittura delle compagnie che dicono che erogheranno i rimborsi solo quando verrà attivato un procedimento di conciliazione, che è una forma di mediazione. Questo non è corretto, assolutamente l'Agcom ha ribadito che avendo vinto la causa anche in Consiglio di Stato il rimborso deve essere automatico e deve essere nella nuova fatturazione. Vi è però una problematica, ad esempio per chi ha fatto il recesso dal contratto o ha cambiato operatore. Anche in questo caso qua le associazioni dei consumatori hanno sollecitato perché vengano date delle direttive affinché non vengano persi quei soldi destinati ai risparmiatori. Quindi il consiglio in questo caso quale può essere? Fare attenzione da una parte e dall'altra non firmare nulla? Sì, perché i moduli per il rimborso ovviamente quelli che sono online e chi utilizza internet possono essere anche semplici da compilare, ma non è così invece per le altre persone che non sono capaci o altrettanto pratiche. Quindi non abbiate paura di perdere il rimborso, deve essere fatto automaticamente. Nel dubbio chiedete all'associazione dei consumatori, ma attenzione a firmare i moduli o proposte alternative che limiteranno i vostri diritti. Quindi, secondo anche la sentenza del Consiglio di Stato, facendo l'esempio di una ricaricabile, il rimborso come dovrebbe avvenire? L'ideale ritengo che sia quello di dare il corrispettivo in credito. Sapete tutti perfettamente che il problema è che la fatturazione da mensile era stata portata a 28 giorni, quindi deve essere restituito proporzionalmente il credito che era stato tolto.